Torta alle mandorle, veloce e facile da preparare. Vediamo insieme gli ingredienti. 150 g di burro, 300 g di farina 00, 300 g di mandorle, 3 uova grandi, 300 g di zucchero, una bustina di lievito vanigliato e se vogliamo possiamo aggiungere l'aroma alla mandorla. Cominciamo tagliando il burro a dadini e facciamolo sciogliere a bagnomaria. Nel frattempo trituriamo le mandorle nel mixer e cominciamo a lavorare lo zucchero e le 3 uova con le fruste elettriche. Aggiungiamo a poco tutti gli ingredienti, prima il burro, la farina 00, la farina di mandorle, il lievito e chi vuole aggiunga l'aroma alle mandorle. Ne risulterà un composto molto compatto. Dopo aver imburrato e infarinato una tortiera a cerniera, faccio scivolare all'interno il composto. Livelliamo la nostra torta e come tocco finale aggiungiamo la granella di mandorle in superficie. Siamo pronti per infornare la nostra torta nel forno preriscaldato a 180 gradi per 40-45 minuti. Tiriamo fuori la torta dal forno e con la prova dello stecchino verifichiamo che la cottura sia terminata. Facciamo raffreddare la nostra torta e poi posizioniamola su un vassoio. La torta alle mandorle è buonissima da mangiare appena sfornata, ma anche l'indomani a colazione con latte o tè. Grazie e buon appetito!